Allora, parliamo, guarda caso, ancora una volta di Anna Pettinelli, incredibile, non l'avresti mai pensato. No, mai. Ok, la produzione ci ha dato, tutti i prof, la possibilità di assegnare a nostra volta dei pezzi a voi ragazzi che vi possano far crescere, mettere alla prova, mettere anche, diciamo così, farvi fare un po' di fatica, farvi imparare delle cose nuove. Certo. Il cecchino impazzito l'ha sparata veramente grossa questa volta nei tuoi confronti, ma non solo, assegnandoti un pezzo che è It's Oh So Quiet di Bjork. L'assegnazione ha un incipit importante che fa capire quanto la scelta e l'assegnazione di questo pezzo sia fatta per farti crescere, per aiutarti, per trovare una strada, per migliorarti. Dice, It's So So Quiet è una canzone dove il tuo graffiato non può venire fuori. Te la cavi sempre perché hai un suono che ti aiuta. Qui non puoi. Cosa ne dici? Allora, sono d'accordo sul mettere alla prova i ragazzi, sul provare a migliorarsi sempre di più, provare cose nuove, però ci sono, penso, ogni persona ha dei limiti, secondo me. Cioè, è vero mettersi alla prova, però non mi sento Luca. In più aggiunge, questo vale per tutti le canzoni assegnate dovranno essere eseguite nell'arrangiamento originale, senza autotune, vabbè. Cosa vuoi fare? Rudy, io... Cioè, trovi un senso in qualche modo nel provare a trovare un'idea, trovi un senso nel provare a lavorarci? Dimmi il tuo pensiero vero, allora, onesto. il mio pensiero vero è che non ci trovo nulla di costruttivo in questa canzone, assegnata dalla professoressa Anna Pettinelli, però mi inventerò qualcosa in qualche modo, in un modo o in un altro, penso di inventarmi qualcosa. Su che terreno pensi di andare? Scrivere le barre e lasciare solo il ritornello. Cambiare tutte le barre, cercare un attimo il senso della canzone, quello che sta dicendo, e provare a entrare nel pezzo e provare a fare la cosa migliore che riesco a fare, che non sarà mai una cosa bella, però, cioè su questo sono convinto. Ce la faccio perché la devo fare, ma non col piacere di farla. Mi incuriosiva il discorso del provare a pensare a un'idea, a scrivere qualcosa, a lasciare il ritornello. In questo pezzo c'è una cosa che a me fa un po' pensare. Lo ascoltiamo un secondo. Bravo, potrebbe essere un'idea. Quindi zittire. Magari lavoraci un po'. Tra un paio di giorni facciamo un check della situazione. E se la situazione è tragica? Se la situazione è tragica, io ho sempre comunque la possibilità di mettere un veto e vietare che tu faccia il pezzo. Se invece ti viene un'idea che in qualche modo possa funzionare, secondo me potrebbe essere un'idea. Prova a lavorarci su questo shh. Le barre scrivere su chi parla troppo. Sì. Perché in questo caso, piuttosto che spararle così grosse, uno dovrebbe magari shh.